Il Friuli Venezia Giulia resta 6 punti indietro rispetto ad altre regioni, bisogna recuperare la differenza, dice il vicepresidente Riccardi, per puntare all'immunità di gregge e mettere al sicuro la scuola. Numerosi ragazzi potrebbero rinunciare agli sport da palazzetto, serve il Green Pass sopra i 12 anni per basket e volley, non tutti i genitori sono pronti al vaccino per i più piccoli, ma le federazioni non hanno margini. Cisterna a carica di GPL in fiamme questa mattina sulla 4, autostrada chiusa in entrambe le direzioni tra Portogruaro e La Tisana, nessun ferito, evacuate alcune case circostanti per precauzione. La debendata Bacia Udine, una vincita milionaria, è stata centrata questa mattina dalla cliente di una tabaccheria di via Roma, ha acquistato 5 gratta e vinci da 10 euro, uno le ha regalato 2 milioni. Partita speciale venerdì per Poggi, l'ex attaccante bianconero ora responsabile della tecnica del Venezia prevede grande emozione al Friuli, ma avverte i bianconeri, vogliamo punti. A tutti voi buonasera, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Sulla campagna vaccinale il Friuli Venezia Giulia resta a una distanza di 5-6 punti dalle altre regioni. Sarà necessario recuperare questa differenza per raggiungere quella quota di immunità di gregge che ci metta al sicuro anche per l'avvio dell'anno scolastico. A dirlo il vicepresidente della regione Riccardi, che plaude ai giovani più responsabili nel voler vaccinarsi rispetto ad altre fasce d'età. Puntare all'immunità di gregge prima delle riaperture delle scuole. In alcune regioni scatta anche l'ipotesi di uno slittamento della partenza dell'anno scolastico. In Friuli Venezia Giulia la situazione contagio è 4 volte più alta dell'anno scorso e la campagna vaccinale sta andando avanti faticosamente. Adesso siamo tutti impegnati credo in quella che sia l'operazione più complessa che abbiamo davanti, che è quella riapertura delle scuole in sicurezza. Purtroppo la nostra campagna ha una distanza da altre regioni almeno di 5-6 punti, quindi noi dobbiamo riuscire a recuperare questo per raggiungere quella quota di immunità che ci metterebbe un po' al sicuro. Si va verso l'obbligo del Green Pass per i docenti. Ma mi pare che la posizione del governo sia questa. È evidente che nel momento in cui tu non riesci ad avere una forte accelerazione sulla campagna vaccinale, tu devi distinguere coloro che si sono vaccinati dagli altri, distinguendo tra loro coloro che non possono vaccinarsi. È un problema di responsabilità sociale, credo che nessuno di noi sia andato a vaccinarsi saltellando e in modo euforico. L'abbiamo fatto perché riteniamo che questo sia giusto e quelli che non vogliono vaccinarsi dovrebbero ringraziare tutti coloro che invece si sono vaccinati e hanno avuto questa responsabilità, e su questo non voglio dimenticare un'altra considerazione che mi sembra importante: la lezione dei giovani, perché noi vediamo che in questa regione, a differenza del ritardo su alcune fasce un po' più avanti, vediamo che invece i giovani hanno dato una risposta importante. È un esempio che generazioni di maggiore età dovrebbero seguire. C'è stata oggi in Friuli Venezia Giulia un'impennata di contagi, sono 222 su 8.032 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici. 11 casi riguardano migranti, 3 operatori sanitari, 2 ospiti delle case di riposo e una persona di rientro dal Marocco. Si registra il decesso di una donna di 60 anni non vaccinata e con patologie pregresse che era ricoverata all'ospedale di Udine. Rimangono 11 le persone in terapia intensiva, scendono a 28 gli ospedalizzati in altri reparti, sono 1.037 le persone in isolamento. E c'è una parte di ragazzi sopra i 12 anni che al momento non può praticare il proprio sport preferito, nel caso questo sia appunto uno sport da palazzetto. Questo perché per le attività al chiuso c'è l'obbligo di Green Pass, non basta quindi il tampone pre-partita e diversi genitori non hanno ancora optato per il vaccino, soprattutto per i più piccoli. Ma le federazioni nulla possono, questo è l'obbligo di diretta emanazione del decreto legge.
Non solo il mondo della scuola, anche gli sport cosiddetti da palazzetto che stanno per ripartire e si apprestano a vivere un autunno-inverno in palestra si devono confrontare con l'obbligo di Green Pass. Ieri è uscito il protocollo Covid definitivo per quanto riguarda la Federbasket a sostituire quello precedente che aveva cercato di lasciare qualche margine, cosa che però non è possibile dal momento che le regole per le attività al chiuso sono fissate in maniera inequivocabile nel decreto che stabilisce come sopra i 12 anni sia necessario essere in possesso della certificazione verde. Posto che con diversi allenamenti settimanali pensare di fare di fatto ogni 48 ore un tampone è un'ipotesi scartata dalle famiglie, soprattutto per i più piccolini, quelli per intenderci sotto i 14 anni, si profila il bivio del vaccino, con tante famiglie ancora alle prese con le riflessioni del caso e spesso con qualche remora. Il presidente della Federvolley, Michelli, che per problematiche simili si è sempre confrontato anche con l'omologo del basket Adami, sottolinea come per FIPAV e FIP e allo stesso modo per le altre federazioni dove la palestra rappresenta l'unica alternativa non ci sia di fatto spazio di manovra. I nostri protocolli, specifica, sono diretta emanazione del decreto legge e altro non c'è concesso, per quanto siamo consapevoli che, non sappiamo ancora in che misura, andremo a perdere numeri tra i più giovani. Se per ora la bella stagione può ancora aiutare tutti a fare sport all'aperto, si sta avvicinando il momento in cui la scelta sarà esclusiva, o Green Pass o niente sport, oppure la migrazione verso altre attività, sempre che nel frattempo non cambi qualcosa, ma questa ipotesi sembra la più lontana. Oltre 16.000 test rapidi sono stati eseguiti negli ultimi 7 giorni nelle farmacie del Friuli Venezia Giulia, con una media di 2.000 al giorno, effetto dell'obbligo Green Pass e dell'accordo tra Federfarm e Ministero della Salute. Aumento esponenziale del numero di test rapidi antigenici eseguiti in agosto nelle farmacie del Friuli Venezia Giulia grazie a un accordo sottoscritto da Federfarma con il Ministero della Salute e il Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19. Abbiamo avuto un incremento molto importante, pensate che nell'ultima settimana abbiamo fatto nella nostra regione oltre 16.000 tamponi nelle farmacie. Sono 141 le farmacie che hanno aderito, siamo molto soddisfatti di questo contributo, di questo impegno che i colleghi farmacisti si sono presi, e a questo si aggiungono appunto le nuove attività che si sono via via sovrapposte, i tamponi e anche adesso la stampa dei Green Pass. Presto dovremo anche cominciare la sperimentazione per le vaccinazioni in farmacia, che in alcune regioni sono già partite, e noi speriamo a settembre di poter dare anche questa parte di contributo. In questi giorni anche molte richieste per effettuare dei test salivari, ed è giusto informare le persone che in questo momento in farmacia non è possibile effettuare test salivari. Esiste una sperimentazione, la nostra regione ha in corso una sperimentazione proprio presso l'Università di Udine e di Trieste, e si pensa di poterlo utilizzare per fare degli screening, per esempio sulla popolazione scolastica. Nei prossimi 4 anni in Regione andranno in pensione almeno 400 medici di base, una carenza che sarà colmata solo con l'ampliamento di spazi e persone che potranno fruire del centro di formazione medica CE Formed. Da lanciare l'allarme e la richiesta alla Regione è il direttore scientifico dello stesso istituto, Romano Paduano. Aumentare il numero delle borse di studio, ricordo che fino a pochi anni fa ne facciamo 20, adesso ne facciamo 40 all'anno. Chiaramente aumentare il numero delle borse di studio, la cosa più semplice è solo stabilire il numero delle borse, però ricordiamoci che dietro c'è tutto un lavoro, abbiamo bisogno di aule, abbiamo bisogno di personale segretariale, abbiamo bisogno di docenti, di tutor, di reparti ospedalieri disposti ad accettare queste persone. Purtroppo il Covid è stata una disgrazia per tante cose. Se da una parte ha permesso di fare lezioni offline, cioè non in presenza, che chiaramente sono state una risorsa notevolissima, però hanno fatto perdere molta parte di efficacia didattica, d'altra parte i reparti sono diventati più complicati, non è possibile accedere, molti hanno negato l'accesso ai tirocinanti, e ultimo punto che purtroppo si è visto in tutta Italia, c'è stato un lavoro eccezionalmente favorevole, eccezionalmente valido di tutti i tirocinanti che sono stati impiegati dai dipartimenti di prevenzione per fare contact tracing, per fare tutte le attività sull'epidemiologia del Covid, che sono stati fondamentali, continuo a dire, sono stati fondamentali, però purtroppo dal punto di vista didattico e formativo abbiamo quasi perso un anno. E come nelle scuole, se perdi un anno
dopo te lo senti prima o poi. Sono stati utilissimi, hanno fatto cose importantissime, però non si sono formati in questo periodo. L'ospedale di San Daniele gioca un ruolo fondamentale nel sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia e la Regione intende quindi valorizzarlo e potenziare la struttura sviluppando nelle specialità che la caratterizzano, anche attraverso il rafforzamento del rapporto con l'ospedale di Udine e il miglioramento delle reti formative e professionali. In sintesi è questo il concetto espresso dal vice governatore Riccardi nel corso della visita di questa mattina ai reparti dell'ospedale friulano, placando le polemiche e rassicurando i professionisti dopo le prese di posizione innescate anche dalla lettera firmata da alcuni ex primari dell'ospedale. Il vice governatore ha negato qualsiasi ipotesi di ridimensionamento del presidio ospedaliero, ribadendo la strategicità di San Daniele nel quadro previsto dalla riforma del sistema sanitario regionale, la cui attuazione è stata rallentata dall'emergenza pandemica. Il caso della neonata morta in seguito a un parto in casa è finito sul tavolo della Procura di Pordenone, pronta a muoversi per stabilire eventuali responsabilità. Indagini in corso per stabilire eventuali responsabilità nella morte della neonata deceduta a Pordenone la sera del 23 agosto, subito dopo essere venuta alla luce in casa. I genitori, cittadini americani, avevano scelto il parto a domicilio, in acqua, alla presenza di personale sanitario qualificato, ma qualcosa è andato storto. La bimba è subito andata in arresto cardiaco ed è deceduta nonostante tutte le manovre di soccorso effettuate sul posto e poi in ospedale. Sulla tragica vicenda proverà a fare luce la Procura di Pordenone, che si sta muovendo per verificare se tutto è stato svolto correttamente dall'ostetrica e da una collega, entrambe libere professioniste, presenti al momento della nascita, oltre che dal ginecologo che seguiva la donna durante la gravidanza, nel corso della quale pare non ci fossero stati problemi. Il Palazzo di Giustizia ha già ricevuto dall'azienda sanitaria del Friuli Occidentale il referto e altra documentazione circa le condizioni della neonata. Sul corpo della piccina sarà disposta un'autopsia per determinare la causa della morte e capire se si potesse fare qualcosa o quantomeno fosse sconsigliabile un parto in casa. Tutte le persone informate sui fatti, genitori compresi, potrebbero presto essere sentite dagli inquirenti. Cisterna carica di GPL in fiamme sulla A4, l'incidente è avvenuto alle 11 di questa mattina e ha costretto alla chiusura in entrambe le direzioni del tratto tra Portogruaro e Latisana. È stato immediato l'intervento della stradale, dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco con 25 unità da diverse squadre di Friuli e Veneto. Nessuna persona è fortunatamente rimasta ferita. Subito dopo l'allarme Autovie ha disposto la chiusura dell'entrata di Latisana verso Venezia e dell'allacciamento A4 a 28 verso Trieste. La concessionaria ha inoltre istituito l'uscita obbligatoria a Portogruaro per chi andava a Trieste e quella di Latisana per chi viaggiava in direzione Venezia, e a scopo cautelativo inoltre sono state evacuate le poche case circostanti, mentre il rogo è stato supervisionato dall'alto con un elicottero Drago 81. Si stima che la riapertura dell'autostrada possa avvenire solo in tarda serata. Sono inevitabili le ripercussioni sulla viabilità autostradale con code e disagi fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia e in uscita lo svincolo di San Giorgio sempre verso Venezia. E c'è stato un tamponamento questa mattina sulla statale 13 a Tavagnacco. Si sono scontrate violentemente due vetture, una Hyundai e una Peugeot, e ad avere la peggio è stata la seconda, finita a ruote all'aria, lato della carreggiata e completamente distrutta. Dai primi accertamenti la Peugeot, intenta a svoltare nel parcheggio di Mediaworld, avrebbe colpito l'altra auto. Fortunatamente nessuno degli automobilisti e degli occupanti dei mezzi è rimasto ferito. La statale è rimasta bloccata o a senso alternato per un paio di ore. E taglio del nastro questa mattina a Udine della nuova sede della polizia locale. In Borgo Stazione per il sindaco Fontanini una presenza e un segnale importanti. Inaugurato questa mattina il nuovo posto di polizia locale di Borgo Stazione a Udine. Vi presteranno servizio in maniera stabile ogni giorno 2 agenti. Abbiamo voluto portare fisicamente la nostra polizia locale in questo luogo. Siamo in Viale Leopardi e questo è un posto aperto ai cittadini, aperto alle persone oneste che dovranno segnalare
questioni purtroppo di ordine pubblico che avvengono in quest'area. Quando io sono diventato sindaco siamo partiti con 66 agenti, adesso siamo quasi a 90, il nostro obiettivo è arrivare a 100. Questo è un posto fondamentale, strategico per quanto riguarda la città di Udine ed è una concretizzazione di quello che è la politica regionale che poi va negli enti locali. Era giusto farlo qui, era doveroso farlo qui. Ci sono moltissime attività commerciali che sono non di cittadini locali, ma di cittadini, diciamo, anche pure provenienti da tutte le parti del mondo, ma loro stessi chiedono sicurezza, perché sanno cosa vuol dire quando si è in tranquillità fare la propria attività e quindi essere anche propensi a qualsiasi tipo di iniziativa. Molto simbolica, vuol dire riprendere in qualche maniera controllo del territorio, ma è come ho detto, un primo passaggio importante, perché tante devono essere le operazioni, gli interventi, i controlli, ora massicci, ora continuativi, che tutto sommato, soprattutto avendo anche il confronto e il contatto con i cittadini, possono essere anche più mirati. Un uomo di 72 anni di Rive del Cano è stato trovato morto poco dopo le 18:30 lungo una distesa boscosa che porta alla Costa dei Barbari, nella zona di Trieste, stroncato con ogni probabilità da un arresto cardiocircolatorio. Sono stati purtroppo inutili i soccorsi sul posto, il soccorso alpino, le operazioni di rimozione della salma sono in corso in questi minuti. È una giovane donna rimasta ferita a Bibbione dopo essere scivolata sulle rocce della scogliera vicino al faro. È finita a testa in giù, incastrata con la testa. Lunghe e delicate le operazioni per liberarla. In suo aiuto i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM. Poi il trasporto in pronto soccorso con l'ambulanza. La scorsa notte c'è stato un maxi colpo in un'abitazione di Latisana dove i ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno aperto una piccola cassaforte, hanno trovato e rubato dal suo interno oro e contanti per 90.000 euro. La denuncia da parte della proprietaria ai carabinieri di Palazzolo dello Stella, che adesso indagano per identificare i responsabili. Ci sono stati ancora rintracci di migranti, 7 sono stati individuati questa mattina nel comune di Gonars mentre camminavano a bordo strada. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale, sono tutti cittadini del Bangladesh, maggiorenni, senza documenti, in buone condizioni di salute, sono stati portati all'ex caserma Cavarzerani di Udine. Negli ultimi 3 giorni in Friuli Venezia Giulia sono stati rintracciati oltre 350 cittadini irregolari. Cittadina straniera baciata dalla dea bendata questa mattina a Udine, dove in una tabaccheria di Borgo Stazione sono stati vinti 2 milioni di euro. Gratta e vince 2 milioni di euro. Questo è l'importo che stamattina è stato vinto da una fortunata cittadina straniera nella tabaccheria di Via Roma in Borgo Stazione a Udine. Un cliente è venuto, ha preso 5 grattavinci da 10 euro, li ho dati io, li ho scelti io. E tra cui uno c'è stato questo mega vincita che non ci siamo neanche accorti subito, siamo accorti dopo. La signora infatti ha preso la grattavinci e è andato via. Era un po' tutto... È un cliente abituale? Sì e no, diciamo viene e conosco un po', ma proprio di vista così. È una cittadina italiana oppure straniero, da quello che hai potuto capire? Straniera, sì. Ma un uomo o una donna? Una donna. In tutti questi anni è la prima volta, così consistente è la prima volta. Da quanto gestisce la tabaccheria qui in Borgo Stazione? 9 anni, 9 anni, giusti, sì. È mancato la scorsa notte Sergio Fabrizi, storico tabaccaio di via Pradamano. Hanno dato la notizia i figli Manola e Moreno, notizia che ha rattristato il quartiere di Baldasseria, dove era molto conosciuto. 82 anni, era malato da diversi mesi e le sue condizioni si erano aggravate dopo la perdita della moglie Gentile Pieniz, ed era stata proprio lei, originaria di Torreano di Cividale, a convincere il marito a spostarsi da Milano a Udine a comprare la rivendita di sali tabacchi posta di fronte alla piscina comunale, rivendita che poi hanno gestito per 40 lunghi anni, e proprio perché arrivava dal capoluogo lombardo veniva chiamato da tutti il milanese. Il funerale dovrebbe tenersi indicativamente venerdì o lunedì prossimo nella chiesa di San Pio X. Dal deserto al sold out in un solo giorno è accaduto negli alberghi di montagna della nostra regione, dove i turisti sono arrivati a frotte a partire dall'11 agosto. Le prospettive sono buone anche per il prossimo futuro.
Anche per quest'anno sopravviviamo. Così la presidente di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia, Paola Schneider, esordisce parlando della situazione degli alberghi, soprattutto di montagna. Se al 10 agosto non c'erano i presupposti per una ripresa, fino ad allora c'era il deserto totale, sottolinea Schneider, dal giorno dopo gli alberghi si sono riempiti e ora sono sold out per tutto il mese. Le prospettive sono buone anche per settembre, con prenotazioni che arrivano a coprire il 60% dei posti a disposizione. Speriamo non sia un fuoco di paglia, continua la rappresentante di Federalberghi, evidenziando che quest'anno la stagione turistica è partita più tardi del solito e che fortunatamente si sta allungando, consentendo di recuperare almeno in parte il tempo perduto. Vedremo cosa succederà anche nei fine settimana, commenta. Intanto possiamo essere soddisfatti per il ritorno degli stranieri e delle comitive di motociclisti che arrivano dal nord. Da tempo non se ne vedevano così numerose, ma ora hanno ripreso a frequentare le nostre zone di montagna, dove però quest'anno sono mancati i pendolari. Ristoranti e bar dell'area montana rilevano infatti un'inversione di tendenza rispetto al primo anno di pandemia, dovuto probabilmente alla paura e all'ansia conseguenti al Covid. Siamo ancora lontani dalla prepandemia, conclude Paola Schneider, anche se un significativo aiuto sia alla categoria che alle famiglie che intendono fare vacanza e hanno poche possibilità economiche è arrivato da provvedimenti ad hoc sia statali che regionali. Dalla montagna al mare, con Lignano che è tra le 10 città più cercate su Google e tra le località di villeggiatura. Lignano nella top 10 e Grado nella top 50 delle città italiane più cercate nelle tendenze di viaggio dell'estate 2021. Il quadro emerge grazie a Google e alla pagina Destination Insight, creata dal motore di ricerca statunitense per fornire una piattaforma di informazioni utili agli operatori turistici. Nel periodo inizio giugno-metà agosto, in tutto il mondo, indicando l'Italia come destinazione, la città più popolare è chiaramente Roma, seguita, forse a sorpresa, da Riccione e da Rimini, e poi Venezia e Milano. Dopo Napoli, Firenze, Caorle e Lido di Jesolo, ecco che arriva Lignano Sabbiadoro. La crescita nella ricerca per la popolare città di mare è stata superiore al 75% rispetto allo scorso anno, un dato che la comuna a Grado. Roma e Milano invece hanno registrato un aumento compreso tra il 50 e il 75%. Lignano in realtà sale di un posto, superando anche il Lido di Jesolo, riducendo il periodo di ricerca dal 1 luglio al 18 agosto. I principali paesi da cui sono partite le ricerche sono chiaramente quelli europei, con Germania e Austria, poi Francia e Svizzera. Al quinto posto gli Stati Uniti, però poi si torna nel vecchio continente con Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Spagna e Polonia. Lignano è cresciuta molto nelle ricerche Google e per quanto concerne gli interessi italiani, oltre al Friuli Venezia Giulia, che ovviamente fa la parte del leone, ci sono Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte. Le parole più ricercate? Meteo pesca, la prenotazione degli ombrelloni e poi al terzo posto lo zoo e al quarto lo stadio. Un uomo di Porcia è stato denunciato per maltrattamento di animali, teneva da anni una gatta alla catena e uccelli da richiamo in gabbie sporche senza acqua né cibo. Una gatta tenuta a catena dentro uno scatolone sudicio sin da quando era cucciola, senza la possibilità di muoversi liberamente. Questo lo scenario di degrado che si sono trovate davanti le guardie zoofile dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali di Pordenone, intervenute a Porcia a seguito di una segnalazione anonima. Nina, questo è il nome della povera gattina, è stata sequestrata e il proprietario denunciato alla Procura di Pordenone per maltrattamento di animali e sanzionato amministrativamente per la detenzione di un cane senza microchip. L'uomo ha dichiarato di tenere la gatta a catena sin da piccola per evitare che uscisse dalla casa e morisse sotto una macchina, come era accaduto ad altri suoi gatti. Il povero animale, di circa 10 anni, era adagiato su uno straccio sporco dentro un vecchio cartone posto in bilico sopra una cuccia in mezzo ad altri oggetti, racconta Maria Laura D'Amore, coordinatrice del nucleo delle guardie zoofile dell'OIPA di Pordenone. Subito dopo il sequestro, l'amica è stata visitata da un veterinario che ha riscontrato una grave disidratazione e diagnosticato un'insufficienza renale. Ora si trova sotto osservazione in una clinica veterinaria. Non solo la gatta era vittima di maltrattamento, in una piccola stanza fatiscente, sporca, piena di escrementi. Gli agenti dell'OIPA hanno trovato molte gabbie di piccole dimensioni, sporche, con imprigionati uccelli da richiamo senza cibo né acqua. La detenzione dei volatili è stata denunciata al Corpo Forestale Provinciale di Pordenone. Una veterinaria da oro olimpico con la Svezia, in particolare lei è Silvia Torresani di Colloredo di Monte Albano e ora già pronta una nuova partenza per i campionati europei in Germania. Pensavamo di fare un'impresa simile, perché sicuramente abbiamo vinto l'oro a squadre ed è stata
una cosa, un'emozione grandissima, ma anche meritata. La friulana Silvia Torresani, veterinaria specializzata in osteopatia e terapie fisiche, ha fatto parte del team svedese occupandosi del benessere psicofisico dei cavalli della squadra di salto ostacoli, oggi più forte del mondo. Il segreto è stata la programmazione. Questi cavalli chiaramente io non li ho visti la prima volta a Tokyo, ma avevamo fatto in modo che io li seguissi in altre gare in preparazione di Tokyo. Io utilizzo la mia specializzazione, quindi l'agopuntura, la fisioterapia, la chiropratica, ma guardo al cavallo nel suo insieme e quindi anche al suo benessere psicologico. E quindi mi piace proprio instaurare un rapporto diretto e profondo con il cavallo. Martedì parto di nuovo perché la settimana prossima ci sono i campionati europei. Di solito non succede, ma quest'anno con la pandemia hanno dovuto posticipare le Olimpiadi, quindi ci si trova ad avere Olimpiadi e campionati europei lo stesso anno. E quindi sì, sarò in Germania, sempre con la squadra svedese, e iniziamo a incrociare le dita. Menzone si prepara a 3 giorni di incontri destinati ai giovani, ma non solo. Vediamo di cosa si tratta. Giovani, Europa, autonomie. 3 giorni di incontri dal 27 al 29 agosto a Venzone, organizzati da Patto per l'Autonomia ed EFA, European Free Alliance. Cominceremo il venerdì pomeriggio con 2 incontri, uno in parte più laboratoriale, nella quale ragioneremo assieme a Francesco Palermo, che è un docente importante sui temi proprio dell'autonomia, assieme a Anita Cres, che è una ricercatrice. Poi faremo un incontro pubblico con Sandro Fabbro, che ha pubblicato Copoli, un nuovo testo molto interessante proprio sui temi del cambiamento, anche dell'organizzazione dei nostri territori, dal punto di vista anche della pianificazione territoriale. E poi il sabato sarà una giornata molto importante, perché avremo al mattino dei laboratori rispetto ai quali ragioneremo sui temi della giustizia ambientale e ecologica. Il pomeriggio poi avremo il momento clou, se vogliamo, di questi 3 giorni, perché ci sarà una tavola rotonda nel primo pomeriggio assieme ai giovani che si stanno impegnando nei diversi territori, da Trieste a Gorizia, a Udine, a Pinzano al Tagliamento, a Codroipo, e poi le ospiti internazionali. Nell'area di Palù della Livenza sono emersi i resti di un villaggio di palafitte risalente a 4.000 anni fa. I segni di un antichissimo villaggio palafitticolo neolitico, risalente al periodo tra il 4300 e il 4200 a.C., è stato riportato alla luce dalla quinta campagna di scavi appena terminata nel sito UNESCO Palù di Livenza, tra i comuni di Caneva e Polcenigo. Si tratta del villaggio più vecchio di tutta l'area emerso, grazie a un lavoro che prosegue da tempo, supervisionato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e condotto in campo dalla ditta Cora Società di Archeologia di Trento, con il supporto e la collaborazione di volontari del gruppo archeologico di Polcenigo. E così, dal passato, come illustrato dal funzionario della Soprintendenza Roberto Michieli, continuano a emergere sempre più elementi che ci raccontano come fosse la vita di chi viveva nel Palù oltre 4.000 anni fa. A sostenere le ricerche, in modo convinto, è la Regione, come ha sottolineato oggi l'assessore alla cultura Tiziana Gibelli, evidenziando come si debba da un lato valorizzare i singoli siti, dall'altro attrarre visitatori appassionati per contribuire allo sviluppo economico. Il contributo della Regione servirà anche alla realizzazione di un centro visite che ha l'obiettivo di far conoscere al pubblico e valorizzare il sito palafitticolo secondo le indicazioni dell'UNESCO. Presenti anche i primi cittadini di Caneva e Polcenigo, Dino Salatini e Mario della Toffola, che hanno rimarcato con orgoglio la presenza del sito UNESCO sui loro territori. Sarà un Paolo Poggi emozionato, quello che tornerà al Friuli venerdì da responsabile dell'area tecnica del Venezia, ma al tempo stesso anche desideroso di fare punti in quella che dice per ora possiamo ancora definire uno scontro salvezza. Lo sentiremo tra poco a Sport FVG. Il nostro telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.